Buonasera, questo è un momento storico per la città di Cosenza, quello che state vedendo è il planetario, uno dei più innovativi d'Italia, forse in assoluto il più innovativo, è il secondo in Italia per dimensione, il planetario di Cosenza che si inaugura proprio in questo momento, sta partendo proprio in questo istante la manifestazione inaugurale, una cosa che viene attesa dalla città di Cosenza e perché no anche dalla Calabria fin dal 2002 quando ci fu l'idea appunto di costruire un planetario. C'è tantissima gente che si è raccolta qui nel quartiere dei Gergeri, è un quartiere popolare questo che fino a qualche tempo fa era famoso purtroppo, se si può dire così, per l'accampamento dei nomadi. Adesso la situazione è decisamente cambiata e qui c'è anche il grande ponte di Calatrava che fa un po' da sfondo al planetario, c'è tanta gente già che ha raggiunto il ponte e che da lì assisterà allo spettacolo che tra qualche istante comincerà proprio qui davanti al planetario, uno spettacolo aereo, ecco, un teatro praticamente spaziale. È giusto che sia così naturalmente perché qui si parla appunto di un planetario. L'ufficio stampa del Comune di Cosenza ci ha fornito un'ampia documentazione, dobbiamo dire, le ringraziamo per questo, appunto riguardo anche i significati e tutta l'attrezzatura che c'è all'interno di questa struttura che già vi abbiamo mostrato con dei servizi nel corso della settimana. Planetario viene da planetes, e sono i pianeti, e il significato è semplicemente errante in lingua greca, e questo perché i pianeti per l'appunto non sono fissi nel cielo, ecco, appaiono in movimento rispetto alle stelle. Questo planetario gode di un apparecchio straordinario che si chiama Star Master, è un'attrezzatura prodotta dalla Zeiss e che è capace di proiettare sulla cupola di 15 metri di diametro, che speriamo potrete avere occasione presto anche di visitare, insomma, anche assistendo alle Lectio Magistralis che partiranno poi nei prossimi giorni. Su questa cupola vengono proiettate per l'appunto sia queste 4.000 stelle con questi proiettori analogici e digitali. È uno spettacolo straordinario alla quale ho avuto il privilegio di assistere, diciamo così, in anteprima durante le prove dopo il montaggio dell'apparecchio. Ci sono naturalmente anche altre possibilità, quelle di proiettare tante altre cose, anche spettacoli non dico cinematografici, ma insomma fatti apposta per questo apparecchio che, ripeto, si chiama Star Master. Vedremo se dopo saremo in grado di mostrarvelo, ma mi sa che lo spettacolo assorbirà buona parte di questa serata. Come vedete è tutto pronto anche per il taglio del nastro. Ci sono due ragazze che fanno parte dell'organizzazione, dei trampolieri, ecco, che vedremo in azione tra poco nel corso dello spettacolo. Sono loro che sorreggono il taglio che sarà poi sarà tagliato tra poco. Allora, intanto Mario Scarpelli vi fa vedere questi bei colori e io ringrazio anche Francesca Minutolo che è con noi e fa da assistente in questa serata di spettacolo. Serata che stiamo godendo, avevamo qualche paura per la possibilità di pioggia, ma in realtà poi è soltanto caduta qualche goccia di pioggia, ma la serata si è aperta in questo momento. Ecco, se Mario mi segue, noi proviamo a scendere un po' più giù dove c'è il pubblico, perché il sindaco dovrebbe già essere arrivato da poco. C'è stato, come saprete, il congresso di Forza Italia, il congresso provinciale al museo multimediale, altra chicca di cui la città di Cosenza va fiera, e il sindaco è arrivato da pochi minuti qui. Dovrebbero esserci anche gli ospiti naturalmente che sono arrivati qua, alcuni parlamentari di Forza Italia. Ci avviciniamo proprio verso il punto dove vediamo che si è raccolta la folla. Ci sono altri collegamenti, altre interviste anche di altre TV naturalmente, e quindi noi ci accoderemo in questo senso per vedere che cosa possiamo avere. Allora, sì, intanto mi sa che il sindaco è impegnato, Mario, però possiamo intanto vedere se riusciamo a parlare con... Eccolo qui Mario Chiuto. Allora, Mario, buonasera, sindaco. Sei già in diretta? Già in diretta, ok, aspettiamo un attimo allora. Se c'è ancora un minuto, ecco sindaco, noi siamo in diretta su TEN naturalmente, quindi un'occasione storica per la città di Cosenza, sì, possiamo dirlo. È una grande opera culturale, anche un'opera di architettura. Oggi inauguriamo dopo tanto tempo, siamo finalmente riusciti anche a realizzare tutte queste opere che sono una ricchezza per il territorio, perché vogliamo appunto renderlo più ricco, più produttivo, perché
ci sarà anche una grande possibilità per turisti, gite scolastiche di venire qui a visitare questo luogo e quindi in un'area che era prima molto marginale, un'area che era anche disagiata, oggi diciamo, sta diventando un riscatto anche sociale, perché portiamo pezzi di città laddove questi prima non c'erano. Oggi in quest'area c'è un ponte straordinario, un planetario che è un'opera di raffinata cultura, poi sono già in corso altre realizzazioni come la piazza Belvedere dal lato di Via Reggio Calabria del Ponte, ci sarà una piazza anfiteatro qui, il fiume navigabile, anche quello a breve inizieranno i lavori, quindi credo che questa diventerà una delle più belle zone non solo di Cosenza ma della Calabria. La città ha cambiato volto? La città è stata stravolta in questi anni da un attivismo che c'è stato da parte nostra, che ha portato ad una rigenerazione, appunto, non dico solo ad un cambiamento, ma a rivalutare quelli che erano gli aspetti positivi della nostra identità e a stravolgerli in senso positivo, quindi a rigenerarli. Bene, Sindaco, lo lasciamo ai colleghi, intanto noi continuiamo la nostra diretta su Tenne, saremo in diretta fino alle 20:30, poi avremo anche qualche minuto all'interno poi del telegiornale che parte per l'appunto alle 20:30. C'è tantissima gente come vedete qui in questa piazza, che poi tra l'altro questo slargo, questo piazzale sarà dedicato a Stephen Hawking, il grande astrofisico che è da poco scomparso. Come vedete la gente ha voluto partecipare in prima persona a questa manifestazione. Questa è diventata una serata davvero di spettacolo, interessante per tutti, e ci sarà anche di che vedere una sorta di anteprima anche delle altre opere che saranno realizzate in città a Cosenza, perché tra poco il Sindaco farà anche un suo discorso e verranno mostrate delle immagini sugli schermi e speriamo di potervele anche far vedere, trasmetterle direttamente a casa in questo momento. Dunque, da questa parte io riconosco Angela Zavaglia, ecco qua. Buonasera Angela. Buonasera. Ecco, Angela è una delle persone che si occuperà proprio poi praticamente della realizzazione di queste anche Lectio Magistralis. Si comincia subito, già il 12 aprile. Il 12 aprile ci sarà una prima lezione del professore Piperno, avrò l'onore di affiancarlo, lavoriamo già insieme da davvero tanti anni, e la cosa particolare è che dopo questa lezione che verrà tenuta al planetario si avrà la possibilità di andare al castello e fare un'osservazione del cielo, quindi di usufruire del cielo, nuvole permettendo naturalmente. E poi via via ci saranno anche altri incontri, se non erro il 26 aprile ce ne sarà un altro, il 27 e poi in maggio, e poi ci dovremo fermare per il digitale, perché arriverà il digitale, quindi ci saranno ancora altre possibilità per il nostro planetario, insomma per noi apparecchi addirittura nuovi oltre quelli che già ci sono. Sì, oltre a quello che già avete visto ieri, che vi ho fatto un po' vedere per sommi capi, ci sarà possibilità di fare tanto altro, quindi poi dovremo solo sfruttare questa macchina meravigliosa e divertirci, oltre che imparare tante cose. Senti, per prenotarsi per il 12 aprile che bisogna fare? È una cosa di cui si sta occupando il comune, quindi non vi posso essere utile, dovreste chiedere a chi sia loro, perché occhi aperti, mi occuperò solo delle lezioni, è una cosa meravigliosa, è un sogno che si sta realizzando dopo tanto studio, quindi in bocca al lupo. Allora. Crepi il lupo. Allora, quindi ci saranno già delle Lectio Magistralis e poi ci sarà tutto un programma di iniziative che naturalmente potrete vedere, le troverete sicuramente su pagine Facebook dedicate o anche sui comunicati stampa che poi il Comune di Cosenza diffonderà. Credo che basterà soltanto prenotare la propria presenza, perché soprattutto alle Lectio Magistralis non c'è un biglietto d'ingresso, quindi se siete appassionati di astronomia potrete avere appunto questa possibilità di venire qui al planetario. Eccolo laggiù, lo vedete, adesso vedete la struttura, poi più tardi vedremo di entrare, tempi permettendo, con la nostra diretta naturalmente, e vi faremo rivedere quello che già avete visto nei giorni scorsi, per l'appunto questa macchina di proiezione che si chiama Star Master. Poi vi ricordo anche che il planetario è dedicato, sarà intitolato proprio tra poco, a Giovan Battista Amico o Amici, eccolo qua, sul nome di questo astronomo medievale cosentino
Cosentino, che non conosce nessuno. Sul nome c'è qualche discussione da fare, perché gli storici sono un po' discordi, qualcuno lo chiama amico, altri lo chiamano amici, ma pensate che nel 1531 questo Cosentino si trasferì a Padova e lì scrisse un libro in cui veniva teorizzata tutto quello che poi troverete più tardi, 50 anni dopo, 100 anni dopo, nelle teorie poi che sono state di Copernico e di Galileo Galilei. Quindi insomma in città abbiamo avuto un grande astronomo appassionato, uno scienziato, matematico, perché una volta un po' gli scienziati facevano un po' di tutto, e noi praticamente lo disconosciamo, e questa è davvero una nostra vergogna. Quindi dovremmo imparare a conoscere anche Giovan Battista Amico o Amici, al quale il nostro planetario, il planetario di Cosenza, sarà tra pochissimo intitolato. Allora proviamo di nuovo a scendere verso la parte dove c'è tutta questa popolazione che sta attendendo praticamente la cerimonia di inizio, di inaugurazione del planetario. Vediamo se troviamo magari qualcuno degli assessori, così commentiamo un po' assieme anche quello che sta accadendo. Cercheremo di capire se ci sono anche altre cose che si inaugureranno a breve. Il sindaco ci ha già detto qualche cosa, insomma, ecco qua. Abbiamo già degli ospiti però, ecco, per esempio onorevole Tallini, ecco, venga un po' qua, siamo in diretta su TEN, onorevole, salve, un'occasione importante questa, io lo so che... Prima di me c'è il sindaco di Calabria. Vabbè, ma possiamo fare tutte e due, ecco qui, c'è anche Sergio Abramo, ecco. Chi preferisce iniziare? Abramo? Abramo. Lo so che venite dalla convention che c'è stata politica, adesso però parliamo di altro. Beh, una bella occasione per tutta la Calabria. Sindaco, ci fa piacere che da Catanzaro lei sia venuto a questa inaugurazione. Un bel esempio, e soprattutto noi siamo vicini perché riteniamo che la Calabria debba unirsi. Non ci devono essere gli steccati non solo ideologici ma anche e soprattutto i campanilismi, e la presenza mia qui, che non è la prima volta che Mario mi invita, è proprio per dimostrare che vogliamo andare uniti, soprattutto i sindaci. Amministriamo le nostre comunità, ma dobbiamo amministrare meglio la nostra regione, che è la cosa più importante in questo momento, vista anche la crisi che c'è, la grande crisi che c'è. Ha detto delle parole bellissime, quindi siamo assolutamente d'accordo con lei. Bando ai campanilismi e soprattutto speriamo davvero di fare sempre delle cose buone a Cosenza, a Catanzaro, dappertutto in Calabria. È quello che si aspettano, diciamo, i calabresi. In questo momento la Calabria, il sud in particolare, sta soffrendo tantissimo, e quindi dobbiamo cercare di dare una grossa mano, un grosso contributo come amministratori. Bisogna partire dagli amministratori, perché abbiamo avuto responsabilità in tutti questi anni, abbiamo amministrato senza avere neanche molti fondi a disposizione, abbiamo dimostrato di essere responsabili e vogliamo questa volta incidere moltissimo sull'andamento della nostra regione. Bene, da Catanzaro secondo lei verranno in tanti a visitare questo planetario? Sicuramente ne verranno, sicuramente. Bene. Lo farete anche a Catanzaro o no? Chissà, chissà. Un'opera diversa magari. Vedremo se riusciremo ad avere qualche finanziamento. Okay. Grazie al sindaco Sergio Abramo. Allora, onorevole Tallini, adesso non mi sfugge però. No, no, scherzo naturalmente. Bene. Un'occasione importante davvero per valorizzare la Calabria. Questo è il secondo planetario per grandezza in Italia, c'è solo quello di Milano più grande. vabbè, questo è un esempio come in Calabria ci sono amministratori che sono all'altezza del compito, anzi per essere bravi qua i nostri amministratori devono essere molto più bravi di quelli del nord, dove tutto funziona, dove la pubblica amministrazione è efficiente e dove tutto si semplifica. Qua, quando vediamo questi esempi, sicuramente noi che siamo calabresi e conosciamo bene la pubblica amministrazione sappiamo quante difficoltà c'è per reperire finanziamenti, quante difficoltà c'è per avviare i finanziamenti, per avviare l'affinanziamento, per realizzare, ottenerli e quindi realizzarle poi senza che nel corso della realizzazione accada nulla di negativo. Quindi diciamo poi Mario Chiuto è riuscito a fare tante opere, trasformare Cosenza veramente in maniera determinante, quindi siamo qua per onorare un amministratore,
come Catanzarese insieme al sindaco Abramo, e a stare, diciamo, a festeggiare l'inaugurazione di un'opera che contribuisce ad avvicinare un po' la Calabria all'Italia, perché siamo un po' lontani. Perfetto. Grazie onorevole Tallini. Beh, noi siamo in diretta, ve lo ricordiamo, qui si sta adesso sistemando, anche la gente, gli ospiti si stanno sistemando per l'inizio della cerimonia di inaugurazione. Roberto Chiuto, eccoci qua, parliamo di questa grande opera, un'opera importante per Cosenza, la mette in prima fila questa volta nel campo della cultura, dell'astronomia, insomma della scienza. Beh, non solo questa volta, mi pare che sia diventata una regola per Cosenza essere in prima fila. Era una città fino a qualche anno fa in coda a tutte le graduatorie tra le città italiane, oggi invece è in cima per molti indicatori legati alla qualità della vita, alla ecosostenibilità, e ci sono anche tante opere di ingegno piantate sul suolo di questa città, tante opere d'arte, perché è un'amministrazione che mi pare abbia puntato molto sulla cultura, dimostrando che anche le città del sud possono crescere quando sono ben amministrate. Insomma, bisogna crederci, si può fare. E noi ci crediamo. Grazie all'onorevole Roberto Chiuto. Gianluca Callipo, ecco, vediamo anche Callipo, giovane politico, ecco qua, siamo in diretta su TEN, ecco. Beh, un'occasione importante che fa lustro non solo alla città di Cosenza ma un po' a tutta la Calabria questa. Beh, lo è senz'altro, diciamo, una struttura di questo tipo è unica in Calabria, ma è una delle poche, anzi insomma una delle più importanti a livello nazionale, quindi è un qualcosa che inorgoglisce non solo la città di Cosenza ma tutta la Calabria, elemento di crescita culturale ma anche elemento di promozione, quindi ci tenevo ad essere qui a vederlo e sono contento perché è dimostrazione, l'ennesima dimostrazione che l'amministrazione comunale guidata da Mario Chiuto è un'amministrazione che ha fatto cose importanti per questa città, è un'amministrazione che ha dimostrato concretezza, capacità di realizzare i progetti che aveva in mente, e quello che ha fatto per questa città sono sicuro che a breve lo potrà fare per la regione Calabria, per riportare la nostra regione a, diciamo, a risollevarsi. Credo che ne abbia bisogno e ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. Grazie a Gianluca Callipo. Vedo anche il rettore dell'Università della Calabria, dottor Crisci, eccoci qua. Allora, buonasera, siamo in diretta su TEN. L'Università della Calabria collabora. Dovresti intervistare i direttori di fisica. Ma adesso vado. Il merito è loro. Adesso andrò sicuramente, però intanto, visto che lei è qui, mi dica, c'è questo connubio che è nato tra il Comune di Cosenza e l'Università e che si sta concretizzando proprio qui con il planetario. Non è che è nato ora un connubio, l'Università è da tempo aperta a tutta la persona del territorio. Questa è una tipica dimostrazione di quello che può fare due volontà quando si mettono insieme, cioè noi ci mettiamo le nostre conoscenze e il comune ci mette la sua volontà, le sue scelte politiche e viene fuori cose buone. È quella che io chiamo da tempo la terza missione dell'università, cioè lavorare per il territorio. Questo è un esempio bellissimo, classico. Oggi è una giornata positiva, molto positiva. Allora, si comincia subito perché abbiamo saputo che il professor Piperno già il giorno 12 comincia con una Lectio Magistralis. Ah, non lo so, questo lo deve chiedere al direttore di fisica, perché chi nell'ambito universitario ha lavorato molto per questo è la fisica. Allora bisogna vedere il direttore lì e quello lì. Cioè, a parte il direttore, vediamo. Io come università ho dato il mio contributo come sistema generale, però poi il lavoro effettivo l'hanno fatto il Dipartimento di Fisica e non togliamo merito ai fisici, per piacere. Aspetta che mi scappa, se no... Ecco qui, questo sarà anche un'importante occasione per il turismo. Assessore Succurro. Beh, direi di sì, è un altro tassello che si unisce alla tanta varietà che questa città così importante, una città che possiamo definire europea, offre non solo ai tanti visitatori ma soprattutto ai tanti turisti. L'attesa è grandissima non solo per l'inaugurazione ma soprattutto poi per la visita. Tanti sono i gruppi tour operator che già ci chiedono per questo straordinario planetario, che è non solo bello da un punto di vista tecnologico ma è anche una bellissima opera, bella da vedere per la sua immensità, per la sua maestosità. Bene, avete avuto già qualche richiesta di visita, non so, da parte di qualcuno, è troppo presto, insomma. In realtà è già da mesi che ci chiedono di poterlo visitare, quindi aspettavano l'apertura e da lì poi partirà veramente questa grande corsa alla visita non solo anche degli studenti ma di tanti turisti.
Bene, allora io ho ancora 5 minuti prima della pubblicità. Grazie Rosaria Succurro, assessore al turismo. Vedo di spostarmi da quest'altra parte dove si sta praticamente preparando, ecco qui, insomma, si sta preparando la scena per il taglio del nastro. Ecco qua ci sono un po' di... ci avviciniamo da questa parte. Ecco qua, siamo in diretta. Ecco qua, vedo i responsabili anche del settore cultura del comune di Cosenza. A questo punto vediamo un po', è al telefono Calabrese? Intanto c'è anche l'ex sindaco Eva Catizzone, buonasera. È una bella serata questa. Beh, è una serata magica, è una serata bella per questa città a cui viene finalmente consegnata quest'opera che significa conoscenza, che significa cultura, che vuol dire rinascimento, che vuol dire risorgenza di questa terra. Lei ci ha sempre creduto quando era sindaco nella cultura? Ci ho creduto io, come ci ha creduto e ci crede Mario Chiuto. Siamo contenti allora di questo. Grazie Eva Catizzone. Giampaolo Calabrese, se ci riusciamo parliamo un attimo prima che ci sia il taglio del nastro, poi tra poco abbiamo la pubblicità. Allora, un'occasione importante davvero per la città di Cosenza. Beh sì, un momento di grande emozione, arriva un'opera in città importante, un'infrastruttura culturale che segna il passo per la cultura umanistica, scientifica e per la didattica, ma anche per il turismo, quindi ne siamo fieri ed orgogliosi. Insomma, ci hanno lavorato in tanti e per tanto tempo, oggi insomma si tira un sospiro di sollievo. Beh sì, devo dire di sì, una bellissima cosa per la nostra città. Bene, allora se ci voltiamo da questa parte vedete che è arrivato il sindaco con l'arcivescovo Monsignor Nolè e ci si sta preparando a questo punto al taglio del nastro ufficiale. Abbiamo anche l'onorevole Carfagna che sta in questo momento raggiungendo il punto, siamo proprio nel punto giusto, devo dire. Ecco qua, onorevole Carfagna, solo una parola, siamo in diretta su TEN. Buonasera. È una gioia poter presenziare a questa inaugurazione e soprattutto è un orgoglio essere ospite di una città dove un'ottima amministrazione garantisce un'eccezionale qualità della vita, servizi, benessere, sviluppo, crescita, opere pubbliche, ma anche aiuti concreti a chi ne ha bisogno. Grazie, buona serata naturalmente, una serata che ripeto si è anche sistemata dal punto di vista climatico, diciamolo chiaramente, avevamo paura che potesse piovere, invece così non è stato. Noi cerchiamo sempre di girare da quella parte per vedere intanto cosa accade, ma tra pochissimo inizierà per l'appunto il discorso del sindaco Mario Chiuto che farà insomma da anteprima poi all'ingresso ufficiale, al taglio del nastro, poi all'ingresso ufficiale dentro questa straordinaria struttura che è il planetario di Cosenza, planetario che ha a disposizione, poi lo vedrete ma lo abbiamo già visto anche nei giorni scorsi, 103 posti con delle poltrone basculanti che si inclinano, in cui è possibile davvero vedere, anche sognare magari il cielo e la volta stellata. E io ho ancora qualche istante prima della pubblicità. Mario, tiriamo ancora per un paio di minuti, poi diamo la linea alla regia naturalmente e vediamo se riusciamo a sentire le prime parole del sindaco e casomai anche se è il caso la benedizione di Monsignor Francesco Nolè, che è l'arcivescovo di Cosenza Bisignano e che come vedete è di fianco al sindaco Mario Chiuto. Intanto la gente si sta accalcando, c'è sempre più gente intorno a noi in questa piazza, questo piazzale che vi ricordo poi sarà in seguito intitolato a Stephen Hawking, mentre il planetario invece è intitolato a Giovan Battista Amico. Allora, io non so se cominceranno a parlare tra un po' oppure no, stanno aspettando qualcosa ma non abbiamo ben capito se stanno attendendo degli altri ospiti. C'è anche un mega schermo sul quale scorreranno delle immagini che racconteranno la città di Cosenza. Ed ecco, si sta ufficialmente cominciando adesso l'inaugurazione. Qui nel capoluogo Bruzio è una visuale bellissima, grazie di cuore. Consegniamo alla città di Cosenza e alla... Allora, intanto a questo punto noi forse è meglio se andiamo in pubblicità da TEN e poi ritorniamo in diretta qui, intanto sta iniziando proprio la cerimonia di inaugurazione del planetario. Diamo la linea alla regia allora. Innovativo d'Italia e quest'opera finalmente...
sindaco Mario Occhiuto. Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie veramente di cuore per questa presenza. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Lavorare in tanti per raggiungere un obiettivo, per realizzare queste opere che non sono solo opere pubbliche, non migliorano solo la città dal punto di vista fisico, migliorano e miglioreranno ancora di più la vita dei cittadini che vivono nella città, dei giovani che saranno qui in queste piazze quando saranno completate, che vivranno in questo territorio che sarà più ricco di opportunità per tutti. Ecco, io voglio ringraziare, lo faccio dando Sua Eccellenza Monsignor Nolè, l'arcivescovo di Cosenza Bisignano, per questa sua presenza. Poi alla fine di questo mio breve discorso leggerà una preghiera, farà la benedizione per questa grande opera, una preghiera per San Francesco. Abbiamo anche il ponte qui di fronte che è intitolato al nostro santo copatrono, al patrono della regione Calabria, e ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti. Ho piacere qui di avere il vicepresidente della Camera, l'onorevole Mara Carfagna, che è qui a Cosenza, quindi ho invitato per questo evento eccezionale. Ovviamente ecco, un ringraziamento a tutta la mia squadra, al mio vice sindaco Iole Santelli, alla giunta che mi ha sempre sostenuto in questi anni, con la quale siamo riusciti poi anche insieme a tutti gli altri collaboratori, i dipendenti comunali, i funzionari, i dirigenti, a raggiungere i risultati che tutti conosciamo. Tutti hanno lavorato qui, hanno lavorato l'architetto, lo studio Monistiroli, l'architetto Monistiroli con anche Antonio Monistiroli, il padre, che non è qui, che ha seguito questo progetto, questa opera, che non è solo un'opera pubblica, come dicevo, è un'opera anche di qualità, di grande qualità architettonica. Lui ringrazio per questa capacità progettuale, per aver seguito sempre questo progetto negli anni, le imprese, le maestranze, tutti i lavoratori che sono stati qui presenti in questi anni, i tecnici del comune, l'ingegnere Pecoraro, ricordo che ha seguito questi lavori, l'architetto Cucunato, l'ingegnere Converso, l'assessore Caruso, il dirigente Giampaolo Calabrese. Ecco, tanti, adesso ho scritto qua quelli che sono i ringraziamenti, poi c'è qualcuno che dimentico sempre, quindi i consiglieri comunali, tutti ci hanno dato supporto. Voglio ricordare i consiglieri che sono di questa zona, di Gergeri, che veramente hanno ogni mese ci incitavano ad andare avanti, i consiglieri Gervasi, Falbo e Alessandro Velosa. Ecco, e poi questa è un'opera che è partita tanti anni fa, come sapete, voluta dal professore Piperno, ideata, dovrei dire, dal professore Piperno, e portata avanti all'epoca con idea dalla giunta e dal sindaco Giacomo Mangini. Era bloccata quest'opera, noi l'abbiamo trovata ferma e abbiamo avuto poi, bene ringraziare tutti, perché io lo voglio fare nel segno della continuità, abbiamo avviato tante opere in questa città, vorrei anche che dopo di noi venissero completate dal governo dal governo Renzi. Abbiamo ritrovato i finanziamenti, abbiamo portato avanti poi il progetto, abbiamo addirittura realizzato i lavori. Quindi oggi ci troviamo qui a avere anche in accordo con l'Università della Calabria. Ringrazio il Comitato Tecnico Scientifico che è stato creato per quest'opera, che non è solo un'opera di architettura, ma è anche un'opera di cultura, di grande cultura, un'opera scientifica, un'opera di divulgazione scientifica. Il Comitato Scientifico, composto dal direttore del Dipartimento dell'Università, il professor Carbone, dal professor Plastina e dalla nostra Sandra Savaglio, come sapete è un'astrofisica di grande rilievo internazionale. Questo planetario è intitolato ad una figura, lo diceva Iole prima, che è Giovan Battista Amico, un astronomo cosentino
che è morto giovanissimo, all'età di 26 anni, eppure aveva già scritto. Siete di nuovo collegati con il Planetario di Cosenza, c'è in questo momento il discorso del sindaco Mario Chiuto, noi stiamo seguendo l'inaugurazione di questa opera che diventerà fondamentale all'interno del tessuto cittadino cosentino. Il sindaco Chiuto ha da qualche istante iniziato il suo discorso, tra poco ci sarà anche la benedizione solenne da parte dell'arcivescovo Monsignor Francesco Nolè. Ecco, noi cercheremo di seguire, vi lascio per qualche istante con il discorso del sindaco per ascoltare le sue parole, poi naturalmente seguiremo anche la parte dello spettacolo che seguirà tra poco qui sul piazzale antistante il Planetario. Di divulgazione scientifica sarà fatto, ci sarà già un ciclo di conferenze che sono previste in quest'anno. Vedete alla mia sinistra c'è uno schermo dove ci sono delle foto e in queste immagini potete vedere le opere che saranno realizzate da qui a breve. Vedete su questa piazza che noi abbiamo adesso intitolato ad Hawkins, che è un altro astronomo che è morto recentemente, che vogliamo ricordare, verrà questa piazza anfiteatro che è stata già appaltata e che collegherà poi con il ponte le persone che vorranno venire dalla parte est della città. Ecco, qui c'è un po' di maretta nel punto in cui siamo noi, non so se ricevete bene le parole anche del sindaco che sta illustrando appunto quello che diventerà questa piazza davanti al planetario della città di Cosenza. Ci sono le immagini che scorrono su un grosso display e c'è anche della gente insomma che spinge, quindi Mario Scarpelli, il nostro operatore, ha qualche difficoltà a seguire per intero tutto lo svolgimento di questa presentazione. Che sono già stati appaltati, a breve inizieranno, così come anche dall'altra piazza che è di là del ponte, della piazza Belvedere, progettata sempre dall'architetto Calatrava. Vedete questa qui sulla sinistra, e quindi avremo questa struttura, questo planetario collegato con due piazze da un lato e dall'altro del ponte e con le opere di ingegneria naturalistica che realizzeremo lungo il fiume, che sono già tutte opere, come dice, finanziate, appaltate, quindi mi auguro di completarle in questo mandato, altrimenti vuol dire che i sindaci che verranno dopo di me dovranno, nel segno della continuità, vedete, continuare in questi lavori. Si capisce come questa zona, che prima era occupata da baracche abusive di Rom, che erano sul fiume, ve le ricordate? Sono due campi Rom che abbiamo smantellato, in questi anni siamo stati gli unici, l'unica amministrazione in Italia che è riuscita a smantellare due campi Rom e quindi a creare poi le condizioni per migliorare, rigenerare queste aree. Questa era una zona abbandonata, emarginata. C'è un ragazzo qui, adesso non è più tanto ragazzo, ha raggiunto insomma, quasi l'età di 35 anni, che mi ha scritto una lettera ringraziandomi dopo aver realizzato il ponte, dicendomi che lui quando era piccolo abitava qui e ancora abita qui e si vergognava di portare gli amici a casa, si vergognava di poter ospitare delle persone. E quindi mi ha scritto una lettera bellissima per dirmi che finalmente si sentiva orgoglioso di essere di Cosenza, di appartenere a questa città, di vivere in questo luogo e di vivere in questa zona di Gergely, perché era la zona che stava diventando la più bella della città. Quindi ringrazio questa persona che è qui nella folla e che mi ha scritto questa lettera, che mi ha anche molto, vedete, poi lungo il fiume, che era un tempo un luogo abbandonato, con le baracche Rom, con le discariche, con i fuochi che venivano poi dopo che mettevano nell'aria sostanze nocive. Lungo questi fiumi che diventano una risorsa per la città ci sono tutte queste opere di architettura, ma che sono anche opere di raffinata cultura, il ponte stesso, le due piazze, il planetario, questo edificio che è stato demolito, vedete, e adesso dove sono già i lavori in corso nascerà il museo per il tesoro di Alarico, vedete, questo è il museo dall'altro lato, i box art che sono dall'altra parte del fiume, così come il restauro che abbiamo fatto dei complessi monumentali di San Domenico,
di Sant'Agostino. Vi invito anche martedì, insieme a Sua Eccellenza l'Arcivescovo, inaugureremo la piazza Campanella davanti al complesso monumentale di San Domenico. Sarà un bellissimo anche sagrato della chiesa stessa, che recupererà quella funzione principale. Adesso questi box art per Amara sono luoghi dove vengono gli artisti contemporanei e dove poi lasciano un'opera alla città. Abbiamo già 500 opere. Quindi, e poi dal centro, ecco, uno potrà andare fino ad arrivare a piedi da qui, per queste piazze, per questi percorsi, anche in questo centro cittadino che diventa sempre più allargato e dove sta per nascere questo parco del benessere insieme alla metro. Ecco, queste sono tutte le opere di rigenerazione che sono già in corso, finanziate con i cantieri che stanno, con i lavori che sono in corso. Purtroppo dobbiamo superare ogni volta le difficoltà, ma noi riusciamo sempre negli anni poi a raggiungere gli obiettivi. Quindi voglio farla breve, voglio completare. Questa è un'occasione per la città. Questo planetario, adesso a Cosenza vengono tanti turisti, prima non c'erano turisti, non era una città a vocazione turistica, oggi abbiamo 15 guidi turistici. Questo è un modo di produrre occupazione, di produrre lavoro. Ci sono delle persone che hanno avviato una nuova attività, c'è una guida che mi ha fermato e ha detto che si è sposata perché finalmente ha trovato un'occasione di lavoro per quello che voleva fare a Cosenza, perché lei amava, ecco, questa attività turistica. Oggi chi viene a Cosenza 3 giorni, neanche in un solo giorno può visitarla, perché ci sono tante cose che sono state realizzate, anche che sono state recuperate, compreso il castello e alcune attività importanti che erano, diciamo così, identitarie della città. Quindi questo è un modo per cui noi proponiamo sempre un modello di sviluppo, di crescita del territorio, che dovrei dire non di cambiamento, l'ho detto prima, ma di mutazione, dove valorizziamo le nostre radici, le nostre identità culturali, dove facciamo, diciamo, del nostro territorio una ricchezza. Questo è quello che abbiamo fatto in questi anni e per questo noi continueremo a lavorare e così, voglio dire, pensando di aver fatto anche il bene della comunità. Io vi lascio in questa occasione, lo sapete che mi chiamano anche non solo il sindaco delle opere pubbliche, non solo quello che poi si è occupato della riqualificazione dei servizi, ma anche il sindaco delle feste, dei cerchi. Qui avremo una grande festa stasera, ma una festa in cui, perché le feste sono importanti, sapete, anche la Chiesa lo sa, la Chiesa ha pensato subito alla domenica come la festa, poi le feste, insomma, che sono importanti anche per la religione cattolica. È un momento di coesione sociale, i cittadini che in qualche modo si impadroniscono della loro città, di queste opere che sono di tutti, sono della comunità. È un momento di stare insieme, tante persone qui, a vedere uno spettacolo che io so che sarà bellissimo e che voglio condividerlo con voi tutti, cari cittadini di Cosenza, cari amici che siete venuti da fuori. Grazie veramente di cuore a tutti voi, perché mi avete dato una grande soddisfazione a diventare sindaco di questa città e a lavorare, spero, anche per il futuro e per le generazioni che verranno. Grazie e godetevi la festa. Allora il sindaco Mario Chiuto ha terminato questo suo discorso in cui ha presentato per l'appunto le opere importanti che sono già nate e che ancora nasceranno nella città di Cosenza, e siamo davanti al planetario di Cosenza nel momento della sua inaugurazione. Siamo in diretta in questo momento e tra poco l'arcivescovo, per l'appunto, lo vedete, benedirà ufficialmente questa struttura che comincerà il giorno 12 aprile, quindi tra pochi giorni, la sua funzione appunto di cultura con delle lectio magistralis, e poi più tardi, più avanti ci saranno altre manifestazioni fino ad arrivare a settembre, quando poi tutto sarà a regime con una serie di programmi che saranno anche aperti agli studenti e alle scuole. Ascoltiamo il vescovo di Cosenza. Signore è felice e contento quando l'uomo mette a frutto i doni che ha ricevuto da lui e dice bene, cioè benedice. Dice bene di tutte le cose belle che si fanno, che si dicono, che si progettano, che si portano a termine. Abbiamo Ponte San Francesco di fronte, adesso il planetario, sono opera dell'uomo, ma sono doni che il Signore ha dato a ciascuno di noi.
e metterli a frutto è un dovere, e quindi immagino questo progresso scientifico che ci fa entrare nel mistero dell'universo, un mistero che rimarrà chissà per quanto tempo ancora mistero, ma che per noi cristiani, per noi credenti, è un'opera creativa di Dio talmente perfetta che nessuno mai potrà entrare in questa perfezione se non contemplarla e ringraziarlo, così come fece Francesco d'Assisi quando in una notte stellata era in crisi perché i frati non seguivano proprio quello che lui aveva detto e voleva fare, in modo particolare la povertà, e si rivolse al Signore con queste parole che sono anche parole di benedizione, ma notate, io leggerò in italiano ciò che Francesco d'Assisi ha scritto come primo componimento italiano di allora, quindi nel 1224, concluso nel 1226 con l'ultima frase Laudato si mi Signore per sola nostra morte corporale. Però all'inizio dice così: guardando il cielo e le stelle, altissimo, onnipotente, buon Signore, solo per te sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di mentovarli. Laudato sii, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer Fratello Sole, che dà luce al giorno e tu ci illumini con lui, ed esso è bello, raggiante, con grande splendore. Di te, Altissimo, è il simbolo del cielo. Laudato sii, Signore, per sole e la luna, le stelle in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. E poi questa sera c'è un po' di venticello, quindi diciamo anche Laudato sii, Signore, per frate vento, per l'aria, per nuvolo e per sereno, e ogni tempo, col quale alle tue creature dai sostentamento. E noi lo ringraziamo il Signore, ringraziamo San Francesco che ci ha donato questo poema italiano, e vi ricordo che ci stiamo avviando verso l'8° centenario della consacrazione della cattedrale nel 2022. Noi abbiamo, lo dico al vicepresidente della Camera, non so se ha visitato, spero che lo farà visitare domani, dopodomani, abbiamo la Staurateca, che è una reliquia della croce ma incastonata in un oggetto preziosissimo che fu donato nel 1222 da Federico II alla cattedrale di Cosenza ed è conservato nel museo. Quindi ci stiamo avviando tra l'antico e il nuovo, ma tutto è bello perché tutto viene da Dio, e noi lo ringraziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E sperando che tutti possiamo godere di queste bellezze che il Signore, attraverso l'intelligenza degli uomini e l'operosità di coloro che ci amministrano, ci donano e ci fanno godere. Buona serata a tutti. Grazie Sua Eccellenza, grazie. Era Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, che ha dato il suo saluto particolare. Adesso sta per partire lo spettacolo di inaugurazione, per l'appunto questa grande festa. Poi forse da casa avete anche sentito i ragazzini che qui nel prato davanti al planetario stanno giocando gioiosi, però sul lato sta apparendo adesso la luna, perché alla luna è dedicata per l'appunto la manifestazione spettacolare che sta per partire davanti al planetario. È un gioco di luci, di suoni, di colori, di movimenti spaziali, anche aerei, che sono ben apprezzati anche dal pubblico che sta applaudendo, e ci sono questi acrobati, questi artisti dell'aria e del cielo che si stanno librando davanti al planetario di Cosenza. È uno spettacolo davvero
originale, bello, che abbiamo già visto in qualche maniera simile quando c'è stata l'inaugurazione del Ponte di Calatrava, che è proprio qui di fronte al planetario. Mario Scarpelli con la sua camera sta inseguendo questa ragazza che volteggia nell'aere di fronte al planetario dedicato a Giovan Battista Amico. La gente è tutta con il naso all'insù per godere di questo spettacolo. La musica suggestiva accompagna queste immagini. Io vi lascio per qualche istante proprio all'atmosfera che si sta vivendo in questo momento davanti al planetario della città di Cosenza. Si intitola Un passo sognando la luna, questo spettacolo dedicato all'universo che sta iniziando proprio adesso davanti al planetario di Cosenza. È dedicato all'universo, ai corpi celesti, in particolare appunto alla luna, il satellite della Terra. Uno show pensato apposta per questa cerimonia di inaugurazione del planetario cosentino. Lo spettacolo è realizzato dalla Compagnia dei Folli, si chiamano così, e beh, un po' folli sono, a giudicare anche dall'altezza alla quale si sta librando questa ragazza sul pubblico che guarda sorpreso il suo volteggiare sospesa a questo pallone aerostatico che si eleva per almeno una ventina di metri sopra questo piazzale. C'è tantissima gente in questo momento davanti al planetario, moltissima si è fermato sul Ponte di Calatrava, che è illuminato come tutte le sere, che è stato parzialmente chiuso al traffico dal comune di Cosenza proprio in occasione di questa inaugurazione spettacolare che segna l'inizio per l'appunto di una nuova attività culturale. Lo studio anche dell'astronomia, se preferite, se siete semplici appassionati, potrete anche farlo grazie alle Lectio Magistralis che si terranno qui per l'appunto nel planetario cittadino. Siamo proprio sotto la ballerina del cielo e Mario Scarpelli ha qualche problema nell'inquadrarla in questo momento. Ecco, ci proviamo, volteggia proprio sopra le nostre teste, eccola qua. Uno spettacolo onirico lo definirei, questo vuole essere comunque il sogno di una nuova realtà che si aprirà anche qui in questo quartiere popolare. Ne abbiamo già parlato fino a qualche anno fa, un quartiere degradato e disagiato che oggi diventa invece una delle perle della città di Cosenza, col Ponte di Calatrava, con il planetario, con la piazza che sarà intitolata a Stephen Hawking, ve l'ho già detto più volte, insomma. Ci sarà di che vedere, questa parte della città sicuramente cambia. Allora, volteggia ancora, non sappiamo per quanto tempo deciderà di stare sulle nostre teste questa ballerina della Compagnia dei Folli. Ci dovrebbe essere anche poi uno spettacolo pirotecnico, però non sappiamo se arriverà in tempo per entrare nel tempo della nostra diretta, che si concluderà intorno alle 8:25, poi daremo la linea al telegiornale. Nel corso del telegiornale ci ricollegheremo brevemente appunto per raccontarvi ancora alcune fasi di questa inaugurazione spettacolare. Naturalmente vi invitiamo a venire poi a visitarlo, eccola qua la ballerina sulle nostre teste, vi invitiamo a venire a visitarlo, questo grande planetarino, grazie ai proiettori analogici, e tra poco arriveranno anche nuovi proiettori digitali che consentiranno di assistere a spettacolari proiezioni che riguardano appunto il movimento dei pianeti, delle stelle, insomma davvero tante cose da imparare. Eccola la ballerina sulle nostre teste che volteggia, che ha salutato anche il sindaco Mario Occhiuto.
che ha tenuto proprio qualche istante fa il suo discorso inaugurale di questo planetario. C'è tantissima gente in questo momento e noi siamo anche costretti in un angolino perché appunto la gente preme per avvicinarsi il più possibile a questo momento particolare di inaugurazione. Tra poco ci dovrebbe essere il taglio del nastro e speriamo di essere... Ecco, c'è già stato il taglio del nastro che mi informano, ce lo siamo persi perché intanto guardavamo con il naso all'insù la ballerina, però adesso tra poco si potrà anche entrare all'interno proprio del planetario di Cosenza. Bene, lo spettacolo è stato ben apprezzato dalla popolazione della città che si è raccolta qui. Mario, facciamo vedere quanta gente c'è qui intorno a noi. Ecco, non so se ci riusciamo perché c'è una parte del piazzale che è al buio e la ballerina ancora va a salutare in questo momento la gente che arriva. È partito un filmato con l'audio, cerchiamo di sentirlo, e anche i fuochi pirotecnici che si sono accesi sul tetto del planetario cosentino. Modo di guardare all'infinito. Un viaggio per raccontare un sogno che da sempre accompagna l'uomo. Un viaggio senza tempo, come senza tempo è il desiderio di conquistare l'universo. Un passo è un inno agli imprese di chi con i propri sogni ha cambiato per sempre il mondo. Un passo è una poesia dedicata a chi nell'impossibile ha intravisto una possibilità, a chi nel piacere della scoperta ha scoperto l'essenza stessa della vita. Un passo è un'ode ai sognatori di ogni tempo che con le proprie utopie hanno saputo raggiungere l'universo avvicinandolo a noi. Ecco i fuochi d'artificio sul planetario di Cosenza. I fuochi d'artificio stanno ammaliando la gente che è qui nel piazzale davanti al planetario di Cosenza. Stiamo seguendo in diretta l'inaugurazione appunto di questa meravigliosa struttura. C'è ancora la luna e la ballerina che volteggiano sulle nostre teste. Io credo che questi fuochi si stiano adesso vedendo anche da buona parte della città. Noi ci dobbiamo fermare però perché tra poco va in onda il nostro telegiornale. Ci collegheremo ancora nel corso del telegiornale per parlare di questa inaugurazione che è in corsa. Siamo in diretta, vi lasciamo con gli ultimi istanti, i fuochi d'artificio, e linea al telegiornale dalla regia, possono intervenire quando vogliono.